Palermo l'ultimo saluto all'imprenditore Angelo Onorato. Sulla mancanza d'acqua e in vista del corteo di protesta un video di Alfonso Cartannilica per non dimenticare l'appuntamento del 1° giugno. Stop anticipato all'iniziativa che serviva a far vivere la via Atenea, una bella iniziativa ma non per tutti. Memorial in ricordo di Tonino Butera, che fu anche cronista sportivo della nostra emittente. La Fortitudo perde e retrocede in Serie B. Benvenuti su TVA Notizie. Dolore e rabbia nella cattedrale di Palermo per i funerali dell'imprenditore Angelo Onorato, mentre si continua a non credere al suicidio. Arturo Cantella. Il giorno dei funerali in cattedrale a Palermo di Angelo Onorato, l'architetto marito dell'europarlamentare Francesca Donata, trovato morto nella sua auto, con una fascetta di plastica intorno al collo. In centinaia sono arrivati prima dell'ingresso del feretro per dare l'ultimo saluto a un uomo certamente molto amato. Una cattedrale veramente gremita, tanto che i turisti sono stati lasciati fuori per l'occasione e fatti passare da una porta di servizio esterna. Diversi esponenti della politica, sia di maggioranza che di opposizione, come Totò Cuffaro, segretario della Democrazia Cristiana, apparso molto provato, che in un post aveva scritto: tutta la DC sarà raccolta per donare l'estremo dovuto tributo ad Angelo, uomo che è stato capace di toccare il cuore di tutti noi. L'ho conosciuto tanti anni fa, ci sono state sempre occasioni di incontrarci, l'ultima per i 25 anni di matrimonio. È stato un bel momento, ha affermato padre Sarullo, che celebra la funzione. Parole di conforto per la famiglia, per Francesca e i suoi figli, dicono di aggrapparsi alla fede. La sua morte ha sconvolto la comunità di tutta la città. Parole che padre Sarullo ha ripetuto durante l'omelia, ricordando quanto fosse stata felice quella giornata per i 25 anni di matrimonio, una famiglia unita. Il parroco ha annunciato anche una raccolta fondi in favore della Caritas, con i soldi che dovevano servire per i fiori del funerale. Infine il deputato regionale della DC Carmelo Pace, una persona solare. Lui e Francesca erano un punto di riferimento. Il suicidio per quale motivo? Per quello che so io, afferma Pace, non ha senso, è giusto fare luce sulle circostanze. Ci stavamo organizzando per le elezioni europee, stavamo organizzando delle manifestazioni, c'erano già pronti progetti per il futuro. Lui era una parte integrante del nostro partito, ci sentivamo spesso fino a poche ore prima della tragedia. Per il 1° giugno, lo ricordiamo, ad Agrigento è stato organizzato un corteo di protesta contro la grave crisi idrica. Oggi attraverso Facebook Alfonso Cartannilica, come è solito fare, ha pubblicato un video che fa anche sorridere, ma che dovrebbe far riflettere gli agrigentini. Vediamo. Buongiorno, ho visto che la mala politica ha iniziato a far circolare delle falsità sulla manifestazione Vogliamo l'acqua che si svolgerà sabato 1° giugno, ma questo è un buon segno, perché vuol dire che hanno paura e che la manifestazione sarà molto partecipata. Ma oggi volevo leggervi l'elenco dei turni idrici previsti ad Agrigento, che è segnato sul sito dell'AICA, sul sito ufficiale dell'AICA. Serbatoio di Rupa Atenea, turno rinviato. Serbatoio Forche, turno rinviato. Serbatoio Giardini, turno rinviato. Serbatoio Viale della Vittoria, turno rinviato. Serbatoio Itria, turno rinviato. Serbatoio Madonna delle Rocche, turno rinviato.
Quindi, come vedete, solo oggi praticamente la maggior parte dei turni previsti in città sono saltati, naturalmente a causa di disservizi. Poi c'è sempre il solito scaricabarile, AICA ingolfa Sicilia Acqua ingolfa lo Spirito Santo poi non sa chi ingolfare. Ma cosa voglio dirvi per questo? Secondo voi questo è una cosa accettabile? Cioè è davvero possibile accettare una cosa del genere? È giusto secondo voi manifestare e scendere in piazza e farsi sentire per una vergogna del genere e per difendere un diritto fondamentale come quello dell'acqua? È giusto manifestare oppure dobbiamo accettare questa vergogna? La mancanza d'acqua è un serio problema, soprattutto per l'agricoltura. Ieri c'è stata una manifestazione di alcuni sindaci alla diga Castello. Sindaco Cacciatore, si va avanti all'oltranza, avete detto, ma come se ne esce? Ma se ne esce dando risposte certe, dando risposte celeri, non parlando in politichese. Questo non è il momento né delle campagne elettorali né d'altro. Gli agricoltori hanno bisogno di risposte concrete, di risposte serie e di risposte immediate. Non possiamo parlare di eccellenze agroalimentari, non possiamo parlare di DOP, di IGP e poi buttare al macero quelle che sono le nostre eccellenze del territorio. Oggi non è una battaglia dei comuni di Bivona o anziché di Ribera, è una battaglia di territorio o se dire una battaglia di civiltà. Sindaco Ruvolo, agricoltori in sofferenza, ma dalla regione ci sono aperture, qual è la situazione? Ma in realtà è da 4 mesi che facciamo incontri, tavoli tecnici, vertici istituzionali, conferenze di servizi a livello regionale con l'autorità di bacino, con la cabina di regia per la crisi, audizioni in Commissione Agricoltura e Attività Produttive. Abbiamo presentato una piattaforma rivendicativa con le richieste, le proposte che vengono dal mondo agricolo almeno 3 mesi fa. Ad oggi nessuna risposta. Abbiamo chiesto infine, l'ultimo nostro incontro a Palermo in assessorato al Dipartimento delle Acque con l'assessore Di Maro, il direttore e la direttrice Barresi, di aver assegnato le quote dalla diga Castello, le quote d'acqua per uso irriguo, perché la diga ad oggi ha 9 milioni di metri cubi d'acqua, 2 milioni e 100 sono stati destinati al potabile, ne restano 7 milioni. Noi chiediamo di averne almeno 3 milioni per garantire 2 irrigazioni di soccorso al nostro comprensorio, altrimenti oltre a compromettere il frutto, la produzione, la prossima produzione, rischiamo di far morire gli impianti. Questo non ce lo possiamo consentire, questo la politica regionale, quella che conta, non lo può consentire, perché significa mandare in fumo i sacrifici di 40 anni, 50 anni di imprenditori agricoli che hanno raggiunto risultati eccezionali con l'arancia DOP di Ribera, in questo territorio con la pesca IGP. E tanti sacrifici che hanno visto impegnati anche giovani che si sono dedicati all'agricoltura. Significherebbe far morire un settore economico che è il settore trainante del nostro territorio e delle nostre comunità. Noi chiediamo con forza che vengano assegnati dalla politica, al di là dei pareri tecnici che ci sono e che dicono che la soglia di salvaguardia deve mantenersi a 5 milioni, così come è stato nel passato, negli anni 90, ai primi anni 2000, la soglia di salvaguardia deve ridursi a 2 milioni e mezzo, 3 milioni. Ciò significherebbe di avere a disposizione per uso irriguo almeno 2 milioni e mezzo, 3 milioni di metri cubi d'acqua. Consentirebbe di garantire 2 irrigazioni di soccorso che salverebbero gli impianti e gli agrumeti del comprensorio del Riberese. Questo lo chiediamo con forza, non ci fermeremo, la gente è dalla nostra parte, noi siamo accanto a loro e insieme a loro fin quando non si otterrà questo risultato. Dopodiché tutto il resto. Sindaco Cinà, manifestazione è riuscita? Assolutamente sì, la preoccupazione è tanta. Oggi hanno partecipato tanti agricoltori, non solo di Bivona ma anche del comprensorio, tanti cittadini di Bivona. Noi viviamo in comuni che sono aree interne, siamo già penalizzati dalla distanza con gli ospedali, da una viabilità che è da terzo mondo, non possiamo morire pure per
per la mancanza, diciamo, dell'unica economia che c'è nella nostra comunità, che è quella che deriva dalla vendita della pesca bivola. Quindi noi chiediamo immediatamente al governo regionale di attivarsi e di dare immediatamente risposte per cominciare le irrigazioni. Se questo non dovesse avvenire noi perderemmo produzioni e piante e non ce lo possiamo permettere. Daremo la possibilità a tutti i nostri figli di partire per il nord perché non avremo un'economia in grado di poter sostenere questa comunità. Quindi noi chiediamo al governo regionale di attivarsi immediatamente, a dare risposte subito per partire immediatamente con l'irrigazione e col consorzio di bonifica. Il problema dell'acqua però persiste da diverso tempo, mancano gli impianti anche. Assolutamente sì, è sconvolgente vedere che ci sono progetti del 90, del 2002 che non sono mai stati portati a bordo. Chiediamo anche questo, una pianificazione sui progetti. Noi siamo in uno stato di emergenza in questo momento dichiarato dal governo nazionale, quindi ci sono le possibilità per poter fare le deroghe, per avere le risorse e si devono attivare immediatamente per venire incontro alla siccità che può essere duratura negli anni. Urban Fest, il primo festival urbano in via Atenea, si conclude in anticipo. Vediamo perché con Arturo Cantella. Urban Fest in via Atenea, il primo festival urbano sotto gli ombrelli volanti, chiude in anticipo. Dopo 4 weekend che hanno fatto registrare uno straordinario riscontro di presenze nel centro cittadino, i promotori dell'iniziativa hanno deciso di fermarsi. La decisione arriva dopo aver constatato un'eccessiva pressione da parte di chi abita in via Atenea e pretende il silenzio già a ora di cena. È stato un progetto, spiegano i titolari dei locali che hanno fatto squadra, scaturito da un'idea di Riccardo Gaz, un vero e proprio festival pensato per celebrare l'arrivo della bella stagione e capace di portare in via Atenea artisti di strada, flash mob, estemporanei di pittura, mostre fotografiche, canzoni di autore e DJ. Tutto questo sotto i colori degli ombrelli, insomma una via Atenea in festa, così non la si vedeva da tempo. La via Atenea si è dipinta con i colori della primavera, si è entusiasmata con i ball, ha apprezzato tanti giovani artisti al lavoro. È importante rimarcare che non si è verificato un solo incidente, non un singolo episodio di intolleranza, semmai i sorrisi dei bambini sulle spalle dei papà, lo stupore dei loro visi di fronte ai trampolieri, ai mangiafuoco, alle tele dei pittori che si coloravano e ancora alle forme delle sculture plasmate davanti ai loro occhi. Mi è sempre piaciuto lavorare in un clima di entusiasmo generale, ha aggiunto il direttore artistico Riccardo Gaz. Ho sempre creduto nella nostra città meravigliosa, così come sono consapevole del fatto che siamo molto provinciali e poco pronti alle piccole trasformazioni che, a mio avviso, potrebbero renderci una vera città a vocazione turistica e non il solito condominio fatto di invidie e frustrazioni varie. Ringrazio chi è venuto a trovarci, i ragazzi dei locali che hanno finanziato tutto, dagli ombrelli ai momenti di spettacolo. Ringrazio la gente, quella che vuole bene ad Agrigento e con entusiasmo coglie il significato delle cose fatte con amore. Martedì 4 giugno torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Favara. Diversi i punti all'ordine del giorno. Il servizio di Giuseppe Moscato. Il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio, alcuni dei quali gravati anche da sentenze del Tribunale, sono i punti principali dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di Favara, convocata in sessione ordinaria dalla Presidente Miriam Mignemi. La seduta è in programma martedì 4 giugno alle ore 19:30 nella sala consiliare del municipio di Piazza Cavour e sarà anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Favara.
13 punti all'ordine del giorno e di questi 7 sono relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio, alcuni in favore di avvocati per spese legali, ma anche per crediti vantati da cooperative sociali per servizi resi. Sempre in tema finanziario, i consiglieri sono chiamati ad approvare una variazione di bilancio in gestione provvisoria per somme relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza su servizi e cittadinanza digitale, nel particolare per l'adozione della piattaforma PagoPA. L'ordine del giorno prosegue con la richiesta di approvazione dell'aggiornamento del catasto comunale relativo ai soprassuoli percorsi da incendi per il periodo che va dall'anno 2017 al 2022. Quindi l'approvazione del prospetto delle aliquote IMU generato dal portale del federalismo fiscale. Infine, ma con molta probabilità potrebbe essere prelevato per la trattazione ad inizio seduta, il punto relativo alla mozione consiliare urgente sulla grave emergenza dovuta alla crisi idrica che non solo Favara sta attraversando. Visti gli esiti delle precedenti sedute, non è escluso che la seduta prossima possa cadere per mancanza di numero legale, con l'uscita dall'Aula di diversi consiglieri di opposizione, da sempre in rotta con il sindaco Antonio Palumbo e la sua amministrazione comunale. Domani alle 10 a Favara, cerimonia organizzata dal Comune e dalla Fondazione Calogero Marrone per ricordare Giacomo Matteotti nella via a lui dedicata, dove verrà scoperta una targa nel centenario dell'assassinio del deputato. Giacomo Matteotti venne assassinato il 10 giugno 1924. Cerimonia a Favara per il 25° premio Ignazio Buttitta sezione giovani, organizzato dal Centro Renato Guttuso, presieduto da Lina Urso Gucciardino. Diversi sono i ragazzi premiati, frequentanti istituti scolastici di Favara, Agrigento e Aragona. L'evento, presentato da Giuseppe Moscato, si è svolto presso l'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino. Presente alla cerimonia anche il sindaco Antonio Palumbo. Iniziativa al Castello Chiaramonte di Favara intitolata Profumo di primavera. Margherita Trupiano. Maestro Vincenzo Patti è il curatore di questa mostra, da tanti anni segue questa iniziativa di Uni3 Favara. Si chiama Profumo di primavera ed è arrivata al 6° appuntamento. Ecco, ci racconti un po'. Bene, grazie. È come in realtà, siamo alla 7ª, ma in realtà è come se fosse la 9ª, poiché non abbiamo considerato i 2 anni della pandemia, quindi gli anni 2020 e 2021, quindi è come se fosse la 9ª edizione. E ogni anno è sempre un'impresa piacevole coinvolgere le persone non solo del territorio, ma anche della provincia, dei paesi proprio a 2 passi da noi e anche un pochettino più lontani. Quest'anno abbiamo anche delle opere abbastanza nuove, pittori abbastanza diversi degli altri anni, tutto questo per creare un confronto, perché secondo noi il confronto è importante. Il confronto significa, come tutti sappiamo, crescita. Senza il confronto non può avvenire nessuna crescita, e quindi serve a questo, promuovere anche il territorio, migliorare il territorio e educarli al gusto dell'arte e del bello. Questo è il significato di questo profumo di primavera, ed è un'iniziativa eccellente che oramai, come è stato ricordato all'inizio, è un'iniziativa voluta dall'Uni3 Empedocle, nella persona del dottore Caramazza in primis e del dottore Peppe Veneziano, che sono 2 supervisori che impegnati al 100% per portare a meglio le nostre iniziative. Ma non si tratta solo di profumo di primavera, perché ci sono anche altre iniziative in programma, come per esempio un corso di disegno e pittura,
rivolte non solo ai giovani, ma a persone come noi della terza età oramai. L'associazione Uni3 è un'associazione culturale fatta di professionisti in pensione che continuiamo a dare un certo contributo alla nostra società, perché riteniamo di essere ancora utili, avere dei valori da portare ai giovani. Infatti si è detto sempre che noi intentiamo mantenere un rapporto costante con le nuove generazioni al fine di trasmettere quelli che sono i veri valori, i valori della famiglia, i valori del bene comune, il rispetto degli anziani, il rispetto per i poveri, per i bisognosi, per gli emigranti. Io vorrei precisare una cosa, che questa manifestazione è stata ideata da Enzo Patti e noi l'abbiamo assecondata. Enzo Patti, che ha ideato a suo tempo questa manifestazione e di cui ne è il direttore artistico. La manifestazione ha lo scopo di mettere a contatto le varie generazioni, con le varie, anche dal punto di vista pittorico, con le varie tecniche, le esperienze dei più giovani con l'esperienza dei più grandi. Quindi è un punto di incontro, un punto di riferimento. La manifestazione Profumo di Primavera tratta anche letteratura. Noi ogni volta facciamo l'incontro con un autore e spesso si tratta di autori nostrani della provincia che mantengono vivo il ricordo delle vecchie generazioni, dei versi costumi, dei veri valori della nostra società che stanno alla base del vivere civile. Per cui noi siamo grati a Enzo Patti, a tutti i miei collaboratori, il professore Veneziano, Franca Vitello, c'è tutta un'equipe qua che lavora in sintonia. Cerchiamo di dare il nostro contributo a Favara e perché no anche a noi stessi, perché tra di noi nasce la socializzazione, nasce lo stare assieme, nasce anche in modo particolare il parlare dei problemi che attanagliano il nostro paese. Diceva poco fa il Presidente che noi siamo dei professionisti. Bene, in questo modo di essere professionisti significa libertario, essere liberi di pensare. Tant'è che noi abbiamo messo la panchina rossa, per esempio, contro il femminicidio, abbiamo messo il monumentino a Pompeo per dire un grazie alla vita, abbiamo conquistato spazi, per esempio la villetta della Ambrosini, dove abbiamo portato un sacco di ragazzi per godere la libertà di stare assieme. Ecco, l'Uni3 è questo, stare assieme, ripigliare le questioni della vita normale, del vivere civile, della giustizia sociale, della libertà, della legalità in modo particolare. E siccome noi siamo liberi, autonomi, riteniamo di poterlo fare a fronte alta. Abbiamo la fortuna, ecco questo è importante, che essendo tanti professionisti, ognuno apporta il suo contributo. Il maestro Patti porta la sua, il dottor Caramazza la sua, io la mia e altri, perché poi siamo più di 100 persone. Questa è la bellezza dell'Uni3 e in questo siamo qua a inneggiare, come si vuol dire, alla bellezza, all'arte, perché riteniamo che l'arte poi in fondo non è altro che l'espressione dell'anima di una persona. Associazione Dante Alighieri, oggi un interessante convegno che parla in generale della vita con qualificati ospiti qui presso la sede del parco. Sì, oggi è la giornata della Dante e abbiamo voluto ricordare questa giornata facendo un incontro in questo luogo prestigioso qual è la sede del Parco Valle dei Templi di Agrigento, congiuntamente anche con l'ANIOC e il CNA, proprio perché pensiamo che lavorare insieme dia risultati maggiori. Abbiamo scelto come tematica la vita, i nostri relatori proprio vedranno, illustreranno i vari aspetti della vita secondo le loro anche competenze e le loro attitudini. Le relazioni sono tre, una di Enzo Alessi, l'altro di Antonio Liotta e l'altro di Luciano Cerioli. Verranno intervallati da momenti artistici curati da Federico Refice, Giuseppina Mira e Liliana Arrigo. Evidentemente gli aspetti che verranno evidenziati sono quegli aspetti che riguardano i vari nostri percorsi di vita con le
inevitabili diciamo, occasioni, cose che possono capitare inaspettate, non previste, ma che ci portano a volte a andare avanti e cercare varie soluzioni. Evidentemente è un guardare alla nostra vita in senso lato, la vita che oggi non è più prevedibile come poteva essere una volta, ma con i suoi imprevisti e con diciamo, le sue anche difficoltà che bisogna affrontare diciamo, con coraggio e con determinazione. Altre iniziative in cantiere? Sì, abbiamo altre iniziative in cantiere per i primi di giugno, sempre collegati col Parco Archeologico Valle dei Templi. Ringrazio proprio per questo sia il direttore Roberto Sciarratta, ma anche l'ingegnere architetto Infantino per la disponibilità che danno, perché sicuramente ecco, coloro i quali vengono in questo luogo già nell'attraversare questo tragitto, nel vedere le nostre bellezze paesaggistiche e naturali, ecco, è anche un messaggio che viene dato forte. Francesco Curabba oggi partecipa a questa iniziativa dell'Associazione Dante Alighieri sulla vita, il suo contributo al dibattito. Intanto sono presente qui perché ho aderito alla richiesta della dottoressa Enza Ierna, presidente dell'Associazione Dante Alighieri, nonché dirigente scolastica in pensione, la quale da qualche anno a questa parte, in quanto dirigente della Dante Alighieri, ha attivato un processo culturale sicuramente di grande valore. Questa sera si parla della vita. La vita nel suo insieme è un sogno, la vita come mistero, la vita come miracolo. Miracolo nella nascita, nel concepimento, miracolo nella crescita, ma che diventa un mistero come la morte, perché noi non possiamo prevedere il futuro. Diventa sogno, quindi per questo noi il mistero poi lo raccontiamo, perché essendo in vita avremo modo di poter raccontare il nostro passato, però resta sempre un mistero, dicevo, come la morte. Ed in questo mistero noi non siamo parte attiva, il mistero è qualcosa che non riusciamo manco noi a definire, come non riusciamo a definire il nostro futuro. Noi al 50% definiamo il nostro futuro con il nostro impegno, con la nostra attività, con le nostre scelte, con il nostro lavoro, però spesso questo nostro impegno, questa nostra attività per programmarci il futuro è interrotta da fatti straordinari, da fatti non comuni, che possono stravolgere in positivo o in negativo il nostro futuro. Ma la vita però, per chiudere, la vita è bella e pertanto va vissuta. Una valutazione su questa iniziativa? È da tantissimo tempo che con la dottoressa Enza Ierna pensavamo di fare qualcosa, e oggi che è la giornata della Dante Alighieri, Dante D, abbiamo veramente unito le due nostre associazioni per questa ricorrenza che in campo nazionale ricorda con il Giovanni Pascoli la vita. Ecco, il tema della serata è la vita e noi siamo per la vita e soprattutto per coloro i quali che riescono a dare qualcosa agli altri. L'associazione degli insigniti è sempre disponibile a dare agli altri quello che magari manca come genere di prima necessità, e soprattutto dare un supporto morale e un aiuto sicuramente fisico. Grazie alla Enza Ierna stasera abbiamo assistito a questa interessante e quanto mai direi eccezionale evento culturale. Come rende noto il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino, Poste Italiane ha assegnato al comune palmese un nuovo codice di avviamento postale. Il nuovo CAP è 92044.
Sostituiti anche i codici che riguardano Ioppolo Giancaxio, a cui è stato assegnato il CAP 92035, e Montevago con il 92038. Questi codici resteranno in vigore per tutto il 2024. Riaprirà il prossimo 13 giugno a Castrofilippo la sede distaccata del consultorio familiare di Canicattì, ospitata nei nuovi locali messi a disposizione dal Comune presso il centro sociale di Via Nazionale, intitolato all'ostetrica Diega Taibbi, nel corso di una cerimonia. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. 12ª edizione del concorso Damarete contro la violenza, a cura del Centro Telefono Aiuto. Arturo Cantella. Oggi 12ª edizione si conclude con la premiazione di un concorso Damarete che ha visto un'ampissima partecipazione, di scuole. Il concorso, ricordiamo, che è articolato in varie sezioni. Sì, anche quest'anno il concorso Damarete è giunto alla 12ª edizione. Protagonisti saranno sempre i ragazzi, perché l'obiettivo di questo concorso è appunto quello di dare voce ai ragazzi sul tema della violenza di genere. Loro, con messaggi positivi, con tutti i lavori che hanno preparato questa mattina, sicuramente vogliono dire no alla violenza. Quindi questa mattina il plauso va a tutti i ragazzi e alle docenti che li hanno accompagnati durante l'anno scolastico. Il centro antiviolenza e antistalking Telefono Aiuto oggi si rivolge ai ragazzi di tutte le scuole del territorio agrigentino e non solo, anche Caltanissetta, perché crede nella possibilità che studiando il fenomeno e la piaga della violenza sulle donne questa possa essere combattuta e arginata. L'impegno e l'estro di tutti gli insegnanti e di tutti gli alunni sicuramente farà in modo che la violenza sulla donna sia vissuta come un qualcosa che ci può toccare. E questi ragazzi impareranno sicuramente a capire la violenza, ad approcciarla e ad arginarla, tenendo sempre presente che ci sono nel mondo degli adolescenti tante storie a loro vicine. Penso alla storia della nostra Alice, vittima di violenza di gruppo sessuale e di revenge porn, che ha scelto di morire per sottrarsi alla violenza. Penso ad Antonella Ferro di Raffadali, che purtroppo stalkerizzata e uccisa per mano del suo ex fidanzato, e penso a Giulia Cecchettin, quindi quella ragazza che il suo bravo fidanzatino ha ucciso perché non la voleva lasciare andare via. Quindi questi ragazzi, approcciandosi a queste tematiche, potranno capire che si tratta di storie non lontane a loro, di storie che gli appartengono, e cercare di capire e di cogliere quei segnali che possono arginare la violenza, facendo in modo di correre ai rimedi, che sono quelli di troncare le relazioni malate, di denunciare e di chiedere aiuto agli insegnanti, ai genitori e al centro antiviolenza Telefono Aiuto. Docente Maria Portella, oggi premiata con il premio Damarete, un riconoscimento speciale alla memoria della professoressa Maria Castro De Patti. Ecco, cosa vuol dire questo premio per lei, per la sua carriera anche didattica? È un grande onore, una grande emozione. Essere docenti in questo periodo storico è veramente qualcosa di molto difficile, ci vuole grande energia, perché viviamo in un periodo in cui il rispetto dell'altro viene sempre meno a mancare, perché mancano i valori essenziali, quelli della famiglia, della solidarietà, per cui noi docenti dobbiamo veramente tenere duro, con grande forza sostenere i valori del rispetto della donna, della non violenza, la cultura dell'amore e della promozione dei valori, quelli veri, della famiglia e della solidarietà. Un premio importante, quello del concorso Damarete, un riconoscimento speciale alla memoria del dottore Giannannunzio Gatto, alla dirigente scolastica Greco. Sì,
Sono contenta e orgogliosa per questo riconoscimento speciale, perché vengono premiati l'impegno e l'attenzione nei confronti di tematiche importanti, quali la lotta contro la violenza sulle donne, l'educazione alle relazioni, al rispetto reciproco, alla parità tra uomo e donna, tutte tematiche che sono sempre al centro dell'azione formativa del nostro istituto. La violenza di genere si combatte con un profondo cambiamento culturale e in questo senso la scuola ha un compito fondamentale. Serve che le ragazze crescano consapevoli di meritare il rispetto e al contempo serve che i ragazzi crescano forti nel rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione. Professore Stefano Tesea, anche la vostra scuola è stata premiata nella sezione musicale per ciò che riguarda la creazione di un testo musicale? Sì, è così, hanno apprezzato questo lavoro che è stato fatto, è praticamente una canzone composta dal punto di vista musicale da una alunna della scuola, una mia alunna, che ha proprio costruito dal niente questo brano musicale, che poi è stato, su questo brano è stato fatto pure un testo musicale in francese e con la tematica proprio rivolta all'universo femminile, a tutto ciò che ruota intorno alle problematiche per la violenza sulle donne. È stato apprezzato, questa è una grande soddisfazione che si inserisce in quelle attività di produzione musicale, soprattutto della creatività, e quindi quando i ragazzi a scuola imparano anche a costruire un brano musicale come in questo caso. Il Gallo ha donato l'uso del teatro per questa bellissima manifestazione sulla violenza alle donne, il premio Damarete. Sì, mettiamo a disposizione come ogni anno il nostro auditorium per permettere all'associazione Telefono Aiuto di realizzare, di concludere annualmente il concorso Damarete, del quale riconosciamo una grande valenza dal punto di vista educativo e formativo. Educare alla non violenza, educare al rispetto di se stessi e di chi ci sta intorno, a cominciare dall'ambiente familiare, è fondamentale nel processo di crescita dei nostri ragazzi. Noi come scuola lo facciamo quotidianamente, lo fanno i nostri professori attraverso le discipline per cercare di educare i ragazzi a prevenire questi fenomeni, perché è pur vero che è importante fronteggiarli e risolvere determinate problematiche, ma è ancora più importante la prevenzione. Il Telefono Aiuto da questo punto di vista svolge un eccezionale servizio, utilissimo servizio nel territorio da più di 20 anni, e il concorso è un modo per far riflettere, coinvolgere i bambini, i ragazzi e i giovani in modo tale che effettivamente questo argomento sia uno degli argomenti chiave nel loro processo di formazione. Siamo ben lieti di farlo, è una tradizione che ormai va avanti da tanti anni e continuerà anche nei prossimi. Sit-in di precari in servizio al comune di Villafranca Stirrena in provincia di Messina. C'è l'intervista al segretario generale della CISL Funzione Pubblica Giovanna Bicchieri. Il servizio da Messina. Giovanna Bicchieri, la conclusione di questo lungo sit-in, di questa lunga assemblea, il confronto con l'amministrazione comunale, la lotta però non si ferma. La lotta purtroppo non si può fermare perché ad oggi non ci sono state date certezze. Si parla di tempi, si parla di momenti in cui praticamente si devono recuperare atti
atti e provvedimenti amministrativi che non sono stati effettuati nei modi e nei termini previsti dalla legge. Noi al 31 dicembre di quest'anno ci troveremo 44 famiglie che purtroppo dovranno andare a casa perché non c'è alcuna proroga che consenta la loro prosecuzione nel servizio che in atto stanno svolgendo presso il comune di Villafranca. La legge ha previsto che siano assunti sia i contrattisti che gli ASU anche in ruolo sovrannumerario ed in deroga a qualsivoglia tipo di prescrizione normativa e legislativa. Eppure non si sta potendo ricorrere e non si stanno potendo attuare queste stabilizzazioni perché l'amministrazione comunale, e non entriamo nel merito delle responsabilità di natura politica, di natura contabile, purtroppo è stata inadempiente sia per quanto riguarda la definizione della rendicontazione relativa all'anno 2023, relativa al bilancio previsionale 2024, relativa praticamente anche al piano del fabbisogno triennale per quanto concerne la immissione in servizio e la previsione di nuovo personale in dotazione organica. Tutto questo è un danno che viene fatto, quindi inadempienze legislative, normative e contrattuali che dovrebbero oggi pagare i lavoratori. Siccome volevamo proprio la certezza della loro stabilizzazione anche in ruolo sovrannumerario, quindi sia di precari che di ASU, ma non l'abbiamo avuta perché si posticipa sempre il termine scaricandosi un po' il barile, faremo sicuramente, indiremo la prosecuzione dello stato di agitazione mediante cortei, manifestazioni che arriveranno fino a Palermo, ai competenti assessorati, alla prefettura che ancora stiamo attendendo che ci convochi, perché la situazione è di grande criticità e riguarda un'intera cittadinanza. Rimarrebbero solo 21 lavoratori a tempo indeterminato, quindi tutti gli uffici, compreso quello dei servizi sociali, dovrebbero chiudersi ed è una situazione inaccettabile sia per i lavoratori che per l'ulteriore dissesto del comune. E siamo alla pagina sportiva, secondo Memorial per ricordare Tonino Butera, storico componente della delegazione della FIGC di Agrigento, guidata dal presidente Angelo Caramanno. Tonino Butera è stato a lungo cronista sportivo della nostra emittente. Carmelo Lentini. La FIGC di Agrigento ha voluto ricordare la figura di Tonino Butera, storico componente della delegazione retta dal presidente Angelo Caramanno con il secondo torneo Memorial Tonino Butera Under 17. Ricordiamo che Tonino Butera è stato anche collaboratore della nostra emittente Televideo Agrigento. Proprio lui ha messo lo zampino per la ristrutturazione del terreno di gioco in erba sintetica dello stadio Totò Russo di Aragona. Aveva mosso i primi passi seguendo le orme del padre Salvatore, vecchio dirigente e segretario della squadra dell'Aragona, e da allora non si è più allontanato dal mondo dello sport, che lo vide coinvolto anche nella pallavolo femminile. Era riuscito anche a coinvolgere la propria moglie Enza Cannella, mentre i propri figli Ilenia e Salvatore, la prima fa parte del direttivo dell'AIA di Agrigento, mentre il secondo ha seguito le orme giornalistiche di Tonino. Era un combattente e riuscì a vincere tante battaglie personali, arrendendosi proprio contro il male dei mali ad appena 54 anni. È stato un apprezzato giornalista sportivo e collaboratore del quotidiano La Sicilia. Adesso, a 2 anni dalla sua dipartita, in sua memoria è iniziato un Memorial Under 17 a lui intitolato, al quale hanno aderito le seguenti squadre: Atena, Empedoclina, Favara Academy e Raffadali 22, con il girone unico, formula all'italiana di sola andata, con 2 tempi di 45 minuti ciascuno. Si sono già svolte le 2 semifinali e le vincitrici sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi lo speciale trofeo. A contenderselo saranno proprio l'Empedoclina e l'Atena. In finale unica di 2 tempi di ciascuno di 45 minuti. In caso di parità, dopo i tempi supplementari e regolamentari, saranno disputati appunto i 2 tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, e in caso di ulteriore parità si procederà all'effettuazione dei calci rigore. Questa finalissima si svolgerà sabato prossimo, 1 giugno, nella struttura di Fontanelle a partire dalle 15:30. Al termine della sfida è prevista la premiazione della squadra vincitrice
con la presenza dei massimi organi federali e regionali come Sandro Morgana, Sandino Lopesti e chiaramente il presidente Angelo Caramanno e l'intera delegazione agrigentina. Oltre ai familiari del compianto Tonino Butera ci sarà anche il sindaco di Ragona Giuseppe Pendolino ed altri amici della vicina Ragona. Calcio, il Trapani si aggiudica anche la Coppa Italia dopo aver vinto il campionato di Serie D. Ancora Carmelo Lentini. Il Trapani è la prima squadra siciliana di Serie D ad aggiudicarsi la Coppa Italia. Infatti ha vinto con il risultato di 2-0 fuori casa contro il Gavorrano, che a sua volta aveva vinto a Trapani per 1-0. Le due reti della squadra trapanese sono state segnate da Gralg dal 42esimo su calcio di rigore e poi ha raddoppiato ed è stato il gol della vittoria e quindi anche della Coppa, segnato al 65esimo da Samachi. Ricordiamo che durante questa gara ci sono stati moltissimi tifosi della Granata che sono arrivati proprio nella città di Gavorrano per assistere a questa finale. Dunque il Trapani si aggiudica per la prima volta a livello siciliano questa Coppa Italia a livello nazionale. Una notizia di basket, la Fortitudo Agrigento retrocede purtroppo in Serie B. Dalla sala stampa della Baltura Arena siamo qui con coach Damiano Pilot della Moncada Agrigento. Coach, sia lei in panchina che i suoi ragazzi in campo hanno dato tutto, almeno questa è l'impressione. Le chiedo un commento sulla partita e che cosa vi portate a casa da questa sconfitta. Ma guarda, allora io cerco di essere sempre molto lucido nelle analisi post partita, anche se chiaramente c'è l'adrenalina. Però prima di tutto faccio i complimenti a 100 per una vittoria meritata, per una salvezza meritata. Sono stati sopra tutta la partita tranne il primo possesso, quindi diciamo la partita non è stata mai in discussione, anche se quello che io avevo detto ai ragazzi oggi era che mi aspettavo una partita con una reazione d'orgoglio importante dopo la brutta sconfitta che 100 aveva avuto a Latina. È stata così, dovevamo rimanere attaccati a questa partita il più possibile, lo abbiamo fatto, abbiamo cercato di combattere fino all'ultimo nonostante le nostre percentuali oggi siano state molto scadenti. Però prima ti parlavo di lucidità, cioè noi abbiamo iniziato questa partita con la consapevolezza che probabilmente neanche facendo 4 su 4 sarebbe bastato per salvarci. È chiaro, oggi finisce questa grande corsa che abbiamo provato a tenere viva. Io credo che bisogna essere onesti, i ragazzi hanno sputato sangue fino all'ultimo possesso e penso che questo sia l'unico modo per guadagnarsi rispetto anche quando le cose non vanno bene. Lo continueremo a fare in queste altre 3 partite perché quello che dobbiamo lasciare è la miglior versione possibile di noi stessi. E detto questo, è chiaro, c'è delusione, c'è amarezza, non posso dirti che cade come un fulmine a ciel sereno perché purtroppo la situazione era ampiamente compromessa da quando sono tornato qui, però continueremo a lottare fino a quando questo campionato finirà. Si conclude qui il nostro telegiornale, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.